Il friulano protagonista in Europa per la giornata internazionale della lingua madre, portabandiera della patria, la giovanissima Matilde Fadi. La sua clip è stata inserita in un video in cui sono stati coinvolti i rappresentanti delle minoranze linguistiche pensate di tutto il continente. Io amo la mia lingua è questo fil rouge individuato quest'anno dal Network to Promote Linguistic Diversity per celebrare la giornata internazionale della lingua madre il 21 febbraio. Come di consueto sono stati chiamati a raccolta i partner ufficiali affinché individuassero la persona meglio capace di esprimere questo sentimento. L'Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Arlef, ha indicato la giovanissima Matilde Fade, quindicenne di Bordano, una ragazza piena di passioni, i viaggi, la montagna, il teatro, ma soprattutto le lingue. Matilde frequenta a Udine il liceo Percoto con indirizzo economico-sociale, lì studia anche inglese e francese, in più si dedica allo spagnolo con un corso pomeridiano. E poi c'è il friulano, come lei stessa ha raccontato: amo la mia lingua perché è la mia normalità, la uso nella quotidianità in diversi contesti e ambiti. Il friulano è un punto di riferimento e crea comunità. Ecco allora che proprio lei, nella sua variante di friulano, avvolta nella bandiera della patria, ha pronunciato quelle potenti parole: io amo la mia lingua, una manciata di secondi raccolti in una clip che sono entrati a far parte di un video diffuso proprio ieri 21 febbraio nel quale i rappresentanti delle minoranze linguistiche del vecchio continente pronunciano io amo la mia lingua nella loro lingua madre. La lingua madre è quella del cuore, delle emozioni, degli affetti primari. Per un bambino è spesso la lingua delle prime esperienze culturali, dei giochi, delle ninne nanne, della complicità dei primi racconti. La lingua madre è la prima e non ostacola i successivi apprendimenti, ma al contrario apre a nuovi linguaggi, ad abilità cognitive e metacognitive. Perciò anche per questo è doveroso tutelarla e celebrarla. Istituita dall'UNESCO nel 99 per promuovere la diversità linguistica, culturale e il multilinguismo, la giornata internazionale della lingua madre è in programma proprio il 21 febbraio di ogni anno per ricordare un grave fatto di cronaca avvenuto proprio in questa giornata nel 52. 4 studenti bengalesi dell'Università di Dhaka furono uccisi per mano della polizia di quello che allora era il Pakistan orientale mentre rivendicavano l'ufficialità della loro lingua, il bengali. Questa ricorrenza è dunque l'occasione per conoscere, riconoscere e valorizzare le lingue del nostro vivere quotidiano e riflettere sui cambiamenti in corso nella nostra società.